Buonasera, ci troviamo nel comune di Nugis, per la precisione nella località di Tattino. Quella che stiamo visitando oggi, che stiamo cercando di mostrare, è una grossa cumbessida, cioè un'area sacra, un'area federale, dove l'elemento più importante è il pozzo sacro. La cumbessida è un antico posto di riunione dove i nostri antenati di Sardana officiavano particolari rituali, quali il rituale legato alle acque, nell'ambito di quello che è il culto della Dea Madre Mediterranea. Quello che è l'elemento, anzi il monumento che oggi andiamo a vedere, è un pozzo sacro particolare, è un pozzo sacro bellissimo che si trova forse unico nella regione appunto del Sulcis per quanto riguarda peculiarità, forma e rifiniture. Il pozzo si compone di tre parti fondamentali: il vestibolo, che è la prima parte, la parte superiore, l'atrio, che corrisponde alla gradinata, e poi successivamente la cella ipogeica. All'interno della cella ipogeica abbiamo il pozzetto di captazione, che è quella parte particolare e permette il raggiungimento della falda acquifera, o perlomeno l'emissione, la fuoriuscita dell'acqua nella parte superiore del suolo presente nella falda acquifera sottostante. La planimetria del monumento si mostra a forma di toppa di chiave o, se vorremmo meglio raffigurarla, a forma di Ankh. L'Ankh è un simbolo egizio che rappresenta la vita ed è composto da due parti fondamentali. La parte superiore, che è circolare, è il corpo della figura a base triangolare, proprio come si presenta infatti la planimetria del pozzo sacro di Tattino, qual è una lunga scalinata composta da almeno 30 gradini, formate da diversi conci resi in scisto, granito, arenaria e in imbrite, in modo da creare una forma, una variante in quadricromia di quello che è il monumento. La parte più profonda, ovvero la cella ipogeica, ha una sezione a tolos, praticamente si mostra larga alla base, cioè nel punto di captazione dove si capta la falda acquifera, per poi finire rastremata, cioè man mano aggettante, nella parte superiore, con una sezione proprio ad ogiva. La cella presenta una profondità di circa 5 metri da quello che è il piano di campagna. L'accesso alla cella avviene appunto attraverso un ingresso di luce tronco ogivale, a cui è stato sistemato un architrave sottile ma abbastanza ampio. Alla parte superiore rispetto all'architrave è una finestrella di scarico di taglio tronco ogivale, poi successivamente questa è stata coronata da un ulteriore architrave e poi la parte superiore presenta una finestrella di scarico di luce triangolare. Abbiamo all'interno della cella una pianta semicircolare e oltre al piano attuale, il piano infatti che stiamo calpestando sprofonda per altri 70 cm sino al punto in cui il pozzo catturava la falda acquifera. La tecnica edilizia utilizzata è sempre la stessa, la medesima, quella del muro a sacco, cioè due grossi pietroni contrapposti e la parte centrale colmata di terra e pietrisco. Come si sviluppa il pozzo
il pozzo sacro? Sostanzialmente abbiamo detto che la struttura ipogeica parte dal piano di campagna per poi sprofondare all'interno del terreno. Non è mai emergente rispetto a quello che è il terreno. Solo in pochissimi casi è testimoniata la presenza di un castellum aquae, cioè di una struttura templare sopra il terreno, ma fondamentalmente il pozzo si trova dal piano di campagna in basso. La parte soprastante la cella è un pozzetto, di cui non ci è dato sapere se in origine fosse completamente tamponato, però rispetto a quello che si è osservato in tante altre località dove sono presenti dei pozzi sacri, tipo Perfugas, il pozzo sacro di Predio Canopolo, oppure Sant'Anastasia all'interno del comune di Sardara, si è potuto osservare che normalmente il pozzetto è scoperchiato. Forse perché al di sopra della cella si creava un altro ambiente chiuso, una sorta di cupola dove pochi fruitori potevano riunirsi ed incontrarsi. C'era insomma una pavimentazione a forma di cupola con una sorta di sedile tutto quanto attorno al pozzetto. Allora, ci troviamo dentro una cumbessida, si è anticipato quello che è il termine cumbessida, cioè il luogo di incontro, di riunione. Verosimilmente questa località è paragonabile all'impianto federale di Santa Vittoria di Serri, cioè un grosso altipiano dove ci sono delle strutture templari e delle strutture ad uso civile, dove straordinariamente, in particolari periodi dell'anno, diversi gruppi umani si riunivano per celebrare le proprie festività o incontrarsi per svolgere un mercato. E questa situazione, il complesso di Tatino, è paragonabile appunto alla cumbessida di Santa Vittoria di Serri oppure alla cumbessida di Santa Cristina nel comune di Paulilatino. La cumbessida è un impianto che comprende diversi ettari, ha alcune parti di pubblica fruizione, altre parti di limitata fruizione. L'esempio di Santa Vittoria di Serri è che la zona settentrionale, la zona occidentale, che è racchiusa da un grosso muraglione, la zona federale, la zona accessibile a tutti quanti, dove c'è un'ampia piazza del mercato, vari ambienti, degli isolati ben precisi, la capanna delle riunioni, mentre la parte a meridione dove sbocca appunto il pozzo sacro è la parte di limitata fruizione, verosimilmente la parte dedicata solamente alla casta sacerdotale. La situazione qui a Tatino è la medesima. Vediamo che il pozzo, come sia a Santa Cristina che a Santa Vittoria di Serri, è inserito all'interno di un grosso muraglione. Probabilmente questo muraglione sta a separare nel lato occidentale la zona di pubblica fruizione, mentre nel lato orientale, dove verosimilmente c'è l'accesso al pozzo, quella che è una zona di esclusiva pertinenza della casta sacerdotale. E con questa tanti piccoli ambienti di forma circolare, inquadrabili attorno al XIII secolo a.C., dove appunto si possono individuare gli impianti templari ed edifici di esclusiva pertinenza della casta sacerdotale.